A 14 anni ho cominciato a lavorare qua dentro e sono ancora qua, sono 80. L'attività è iniziata nel 1872 a Isola Scala. Sul certificato di mio bisnonno del comune di Isola Scala c'è scritto che era prestinaio. Prestinaio è il fornaio. Ho la carta d'identità, ossia il passaporto di mio nonno del 1892, dove è dichiarato pasticcere. La pasticceria è nel DNA. Fare i dolci o un quadro è la stessa cosa, perché sia in uno che nell'altro occorre l'ispirazione che viene a volte dai libri antichi che abbiamo in casa o dalle cose moderne che si vedono, dei profumi nuovi che si trovano. La creazione che sono più orgoglioso può essere la Millefoglie Strachin. La ricetta dell'800-890 circa mantiene il nome Strachin perché la si estracca, che vuol dire si affloscia in italiano. Siamo riusciti, a forza di prove, esperimenti, mantenendo il gusto, mantenendo i profumi, a fare una cosa che dura nel tempo. Nel tempo parlo solamente di 4 ore, mentre prima durava 10-15 minuti. Secondo me è il mio dipinto migliore questo. Io sono la quinta generazione. Avere avanti a me mio zio Tita e mio padre mi dà un po' di soggezione, mista a rispetto, mista anche un po' alla sfida, perché comunque è anche bello mettersi sempre alla prova. Di solito a noi piace fare il prodotto, mangiarcelo più volte, e si vede, e poi proporlo ai nostri clienti. Lo spirito dei Perbellini è la voglia o anche la capacità di portare delle cose buone a chi ci vuol bene.